attaccati a Roma il 1° maggio, ma ci sarà una risposta tutta del nord, tutta a Pontida, con Davide Van der Spross in concerto. Ma adesso io vorrei dedicare questo quarto d'ora di Aspettando Rebelot a vedere un po' se voi, cari amiconi da casa, siete di quelli che quando sentono la canzone di Van der Spross biascicano più o meno il ritornello, oppure se il pubblico di Radio Padania e specificatamente il pubblico delle 16:15 del 22 aprile 2014 mi è un pubblico di veri aficionados di Van der Spross. E se lo siete, allora vi invito a scrivere al 346 64 277 56, oppure a telefonare in diretta 0266 20 35 29 per dirmi e per dire a tutto l'universo mondo che ci sta sentendo qual è la canzone, ma meglio ancora qual è il verso della canzone che vi è rimasto più nel cuore di tutti questi anni di componimento di Davide Van der Spross, visto che non c'è solo la musica che insomma fa ballare, ma ci sono anche testi importanti. Vediamo se c'è qualcuno che diciamo prediligete più di altri, e vediamo un po' che cosa ne esce. Chi ne sa, magari uscirà una poesia fatta dei migliori versi di Van der Spross, non lo so, non mettiamo limite alla provvidenza. Comunque intanto vi faccio sentire la mia preferita, giusto per fare un po'
in italiano riesca ad ammazzare completamente questa e altre canzoni di Davide Van der Spross, e ve ne do un esempio prendendo appunto spunto dalla traduzione della canzone che avete appena sentito. Avete presente come inizia? Magari facciamo risentire il primissimo verso proprio all'inizio, regista, giusto per avere un'idea, Faccio diciamo un po' di replica di Giovanni Polli, però questo è il dialetto. L'italiano è: lungo la strada di Brienno, vicino al crotto dei platani, ai piedi della montagna c'è una piccola rupe. Ai tempi del Far West, tra contrabbandieri e finanzieri transitavano sacchi di juta e sigarette. Ora va bene, non è una gran traduzione, però vi accorgete come l'italiano assomiglia tremendamente a un verbale dei carabinieri, e nel caso di questa canzone ci sta a pennello, soprattutto la fine notissima di questa canzone, il mio alibi è questo, sul finanziere si ridre menal. Beh, in italiano viene più o meno così: che scuse avrai Cimino, tu sei in mutande in un valletto, il mio alibi è questo, signor finanziere, stavo praticando autoerotismo. Ora, vedete voi come si passa immediatamente dai sentieri battuti dai contrabbandieri alla centrale dei carabinieri di Brienno. In questo caso basta tradurre dal dialetto, cosiddetto dialetto, all'italiano. Van der Spross ha fatto un miracolo per quanto riguarda il dialetto, almeno questo è quello che mi sembra dalla mia umile postazione, anche perché tanti studi, tante poesie, tanti dizionari di dialetto, raccolte di proverbi, alla fine il 99% dei casi finivano sempre per parlare a quella ristretta cerchia che il dialetto lo parla e lo capisce. Mentre fortunatamente da tanti artisti dialettali è sorto Davide Van der Spross, che è riuscito a farlo comprendere a tutti e a dare veramente una nuova vita a questa lingua, facendo vedere anche come è ottima per fare la poesia molto più dell'italiano. Il famoso italiano di Dante, Petrarca, Boccaccio e amici vari, insomma, anche il dialetto ha la sua da dire, perché avete appena visto con una traduzione come tutto mi va a morire. Comunque stanno arrivando gli SMS dei primi Van der Sprossisti. I Van der Sprossisti all'ascolto possono scrivere al 346 64 277 56 qual è il verso della canzone di Van der Spross che preferiscono, o quale canzone di Van der Spross preferiscono, possono anche dirci perché, oppure per i più coraggiosi è aperta la linea dello 0266 20 35 29, ma attenzione, se chiamate dovete anche cantare, non vale fare la dissertazione, dovete anche cantare. Ci è arrivato un SMS da Davide da Sesto che per quanto riguarda il verso preferito parla della canzone Acqua Dulce e dice: quando dice acqua spurcelenta, perché non c'è termine più adeguato per definire a volte l'acqua dei nostri paesi, e questa è l'opinione di Davide da Sesto. In effetti l'acqua spurcelenta è molto peggio dell'acqua sporca, mentre Michele da Mantova è più romantico e ricorda il minatore di Frontale quando scrive: la foto di una donna tampona le ferite, ma per la nostalgia non c'è la dinamite. E quindi ci sono anche diciamo aficionados più romantici, come il caso di Michele da Mantova, mentre Raul da Cesano Maderno a sua volta si definisce un aficionado, ma fa una confessione sbiascica lo stesso. Mi mette sempre i brividi però l'ultima strofa del camionista Ghost Rider, e anche quella canzone in effetti c'è sempre questo rapporto con la finanza che ha Davide Van der Spross. Se avete presente il camionista Ghost Rider, e tra poco ve la mando, così ci facciamo anche qualche risata, però se notate anche in quella canzone il cattivo è la Guardia di Finanza, perché adesso ve la cerco. Il camionista Ghost Rider è la storia di questo camionista che come saprete, e per chi è più aficionato
il camionista vive, diciamo, nella sua solitudine del suo camion mentre viaggia, però non si sente mai solo perché ha i suoi dischi. Bene, alla fine della canzone chi lo paletta? La Guardia di Finanza, ma ce la sentiamo. E in effetti ho fatto un errore io, perché non è la Guardia di Finanza che lo ferma, ma la Stradale.
Quindi abbiamo la Guardia di Finanza che insegue il Cimino, la stradale che ferma il camionista Ghost Rider e finiremo questo aspettando Rebelot con invece un maresciallo dei carabinieri, quindi che anche lì è il cattivo della canzone, avrete già capito che parlo della balera. Intanto leggiamo un po' di sms perché immaginavo che avrei scatenato una diatriba teologica su Van der Spross, ognuno ha il suo verso del cuore, cerchiamo di dar conto di tutti. Allora, un ascoltatore che si firma Papi dice che la sua canzone preferita è Il Duel, quello dei due che si attaccano briga, stanno per venire alle mani o peggio, poi a un certo punto suonano i cellulari a tutte e due, la moglie di entrambi e devono tornare a casa e quindi tutto questo macismo sfuma davanti al richiamo delle due donne, che è un po' una storia che potete vedere, chi di voi ha la fortuna di vivere in un luogo ancora reale, in qualsiasi circolo di quartiere o di paese. Beh, se andate più o meno all'ora di cena, una di queste scene più o meno vi capiterà di vederla, soprattutto al termine di uno scopone scientifico, ma per Papi, che appunto ci richiama al duel, dice che il verso più bello è quando c'è scritto il becca morte il Varda intanto il frega i man, che è dedicato peraltro da Papi a tutti i non leghisti. Mirko da Como mi fa notare come Van der Spross sia di Como e non di Varese, ma queste sono delle inezie. Io sono sicuro che invece nel DNA di Van der Spross, siccome è bravissimo, c'è in realtà sangue varesino, ma con questo mi riservo insieme ad Alfredo Lissoni di approfondire questa tematica. Serena da Udine dice che apprezza moltissimo le canzoni di Van der Spross e che ha imparato un po' di dialetto lombardo proprio ascoltandole in questo modo. Quindi vedete come la lingua che torna viva in realtà riesce anche non solo a superare i confini anagrafici, ma anche a superare i confini geografici. Serena ci scrive da Udine, ma sappiamo di tante persone anche dal sud che per Van der Spross hanno una venerazione e si sono avvicinati al dialetto lombardo proprio grazie a Davide Van der Spross. Maurizio da Milano invece ci cita come suo verso preferito la bricola a forma de cruz aspettate che è una delle mie preferite, ma adesso ho un lapsus tremendo, la bricola a forma de cruz, che è la ninna nana del contrabbandiere. Ora perdonate, è una delle canzoni più commoventi, peraltro, mentre per Robby Bonate Nonna Lucia, che è un po' l'inno nazionale di buona parte dei vandesfroisti che ci hanno scritto, mentre Rita ci scrive di una canzone di cui io non conosco, però la canzone che dovrebbe essere La morte del cavaliere. Adesso andiamo a vedere, intanto Gianni da Brescia dice Cyberfolk. Rita, mi riprometto dopo di ricercare il tuo di sms, scusate l'ho perso, ma intanto Ezio da Milano che ci parla del costruttore dei motoscafi e il verso è in quattro da legna partirò per l'altra sponda. Vedete, per lui questo è il verso che lo ha segnato di più. Insomma, un artista amatissimo e quindi non abbiamo dubbi che il Pratone di Pontida sarà ben pieno la sera del 1° maggio per il concerto di Davide Van der Spross, che ricordiamo, giusto per, è assolutamente gratuito, quindi mi raccomando, prendete posto con largo anticipo, come si fa ai concerti, lo dico chi è meno, diciamo, aduso ad andare ai concerti, andate lì prima, fate quelle cose, se volete le prime file dovete guadagnarvele con ore e ore di estenuante attesa, ma siccome si tratta di Pontida sarete rinfrancati da quel servizio di ristorazione che ormai ha reso nota la festa di Pontida molto più delle idee politiche che vengono da lì partorite. Comunque chiudiamo questo angolo Van der Spross e chiudiamo questo aspettando il Rebelot con la balera, dove dopo aver detto che i nemici sono la Guardia di Finanza e la stradale, ce la prendiamo un po' anche con il carabiniere.
naso. E con questo abbiamo concluso, diciamo, la nostra odissea vandesfroista, ma continuate se volete a mandarci i versi che preferite, perché tanto non abbiate speranza, vi terrò compagnia sempre io fino alle 6 di questa sera, quindi lasciate ogni speranza o voi che non avete la manopola della radio che possa cambiare stazione. So che a volte succede e che uno ha sempre un po', diciamo, di timore per cambiare la stazione, dice cavoli poi non la ritrovo più, dovete fare i conti con me fino alle 6, ma potete sempre spegnerla la radio, io ve lo dico, anzi un bel silenzio, ascoltate il rumore del traffico se siete a casa, oppure se siete in macchina incominciate a suonare il clacson e vi fate la radio fai da te. E intanto Rick ci scrive sempre per la serie i versi che preferite di Davide Van der Spross, Rosa che la te spunge e intanto che la spunge la te lascia il profumo. Dalla terza onda, scusate la mia pronuncia, ma poi non è sempre facile leggere anche gli sms, e soprattutto il dialetto, per quanto è la mia povera esperienza, non è una lingua facile da leggere, è più facile da parlare piuttosto che da scrivere o addirittura da leggere. Comunque ne abbiamo dato ben conto e ripeto, Davide Van der Spross, 1 maggio 2014 a Pontida, gratuito, concerto la sera, non concertino, non è uno di quei concertini gratuiti che andate lì, fa 2 canzoni e se ne va, no, è un concerto con tutti i crismi ed è gratuito per tutti coloro che vogliono il 1 maggio onorare sia la festa del lavoro che il Nord insieme, e la lingua e la cultura del Nord. Il 1 maggio l'appuntamento è a Pontida. Pontida, la prima Pontida della Lega Nord risale, pensate, al 25 marzo del 1990. Ora, se ci fossero delle imperfezioni in questa mia ricostruzione storica che sta iniziando ora, scusatemi, perché io il 25 marzo del 1990 avevo meno di 5 anni, quindi sono assolutamente un testimone non attendibile, perché ero bambino ai tempi. Comunque, la prima Pontida, 25 marzo del 1990, e nasce anche in risposta a una manifestazione, pensate, che aveva tenuto il Partito Socialista, quello di Bettino Craxi, il 3 marzo 1990 proprio a Pontida, dove la Lega aveva preso il 16% alle amministrative, e Craxi proprio a Pontida era andato lì per proporre di modificare la Costituzione per passare da una repubblica presidenzialista, dalla Costituzione attuale, a passare a una repubblica presidenzialista e federalista. Ovviamente la credibilità politica di fare questo ragionamento era del tutto in fase di crollo, perché siamo nel 1990. La Lega, per contestare anche questa manifestazione, per ribadire la genuinità invece di un pensiero che non doveva essere annacquato da opportunismi da Prima Repubblica, il 25 marzo fa la prima Pontida e sarà la prima di una lunga serie. Fate conto, per tornare indietro in questo 1990, siamo il 1 maggio 1990, un mese prima delle notti magiche, i Totò Schillaci per intenderci, e prima appunto delle elezioni, il Presidente della Repubblica di allora, Francesco Cossiga, aveva fatto anche un'allusione alla Lega, anzi alle leghe, perché nella loro fase costitutiva, ricordiamolo, era l'unione di più leghe che faceva la Lega Nord. Anche oggi è così, ma chiaramente un percorso unitario ventennale ha fatto scemare questo discorso di pluralismo di più leghe. C'è una Lega Nord e la forza politica della Lega Nord è sempre stata anche in questa sua compattezza. Comunque Cossiga, pensate, il 1 maggio del 90 aveva detto queste parole: se poi vi fosse qualche farneticamento che, al di là del sentimento confuso, del risentimento oscuro, della forzatura folcloristica, al di qua del calendario, della storia e della cultura, e al di là di quello del possibile futuro, pensasse a più avventurosi tentativi di divisione, sarà bene ricordare che dovere fondamentale del Presidente della Repubblica, che anche per giuramento si è impegnato davanti al Parlamento e alla sua coscienza, è quello di tutelare l'integrità territoriale, l'indipendenza e la sovranità dello Stato, e di difendere nelle istituzioni e nella società l'unità nazionale. Ecco, dopo 15 righe finalmente arriva un punto, quindi oltre a difendere l'integrità territoriale sarebbe anche il caso di difendere la sintassi, ma questo è un ragionamento che lasciamo ad Alfredo Lissoni. E poi continua Cossiga nel 90. Un avvertimento preciso: per l'adempimento di questo dovere, ossia di mantenere l'unità nazionale,
tutti i legittimi poteri dello Stato sono esercitabili con il suo concorso e lo sarebbero. E Bossi aveva commentato a stretto giro che in questa affermazione c'è il riflesso di una paura che si ha della Lega, delle liste della Lega. Noi non vogliamo separarci dall'Italia, diceva Bossi nel 90, ma vogliamo che cambi la Costituzione, che diventi quella di uno Stato federale. Questa è la Lega del 1990, la Lega che trionferà alle elezioni del 92. E dopo aver trionfato alle elezioni del 92, in cui la Lega consegue un 8,6 alla Camera e un 8,2 al Senato, con 80 parlamentari e 25 divisi tra 25 senatori, scusate, e 55 deputati, indovinate dove va a festeggiare Bossi? Beh, i parlamentari festeggeranno dopo un mese dalle elezioni per 3 giorni il successo elettorale, pensate un po', proprio ovviamente a Pontida. E allora abbiamo scovato su internet questo Bossi Dantan di Pontida 1992. Sentite un po'. Ma radunandosi in un luogo, direi, dove il Dio della libertà vive da sempre. Sapete che in questo prato qui, 1000 anni fa, così come 150 anni fa durante il Risorgimento, gli uomini si radunavano per giurare poco prima della grande battaglia che la vita valeva la pena essere vissuta se si era, direi, dei frammenti liberi dell'universo, liberi ma non separati gli uni dagli altri, liberi ed uniti come siamo uniti in questa grande massa, in una forza, in una battaglia di libertà per l'uomo. È questo che sta facendo la Lega. Ecco, questo è lo spirito del 1992 a Pontida, che poi è lo spirito che ha accompagnato i 20 anni della Lega con tutte le varie traversie. Non le ripercorreremo in maniera specifica perché né chi vi parla ne ha la competenza né tantomeno il ricordo, perché ripeto, 1992 io ho compiuto 7 anni. Passiamo al 1994, io ho compiuto 9 anni e ricordo però bene, in modo confuso ma bene, questo Umberto Bossi che in televisione dice delle cose bruttissime contro Silvio Berlusconi, questo mi ricordo da bambino, e sostanzialmente fa cadere il governo Berlusconi dopo che c'era stata, diciamo, la prima vittoria elettorale del cosiddetto centrodestra. Siamo nel 1994, non ve la sto a fare tanto lunga con le mie premesse, ma colgo solo l'occasione per risentire questo Bossi a Pontida del 94. Non si è ancora consumata la rottura con Berlusconi, ma diciamo la coesione di quel governo, almeno così mi sembra di capire dai racconti e da quello che ho potuto leggere, fin dall'inizio era apparsa fragile, perché ovviamente tenere insieme una Lega e ad esempio anche solo il Movimento Sociale di Fini con un Berlusconi che era appena entrato in scena politica e non aveva neanche quelle malizie che magari col tempo gli hanno fruttato qualche successo, insomma qualche cosa già si incominciava a intuire. Comunque teatro anche di questa svolta storica sarebbe stata Pontida, e questo è Bossi, Pontida 1994. O peggio perché gli stessi di prima potessero riuscire ad assorbire un movimento politico profondamente diverso, per ideologia, per storia, per meriti. E ancora ho attaccato subito per riuscire nel più breve tempo possibile a rendere visibile la differenza politica e ideologica tra noi e i nostri alleati di governo, in modo da poter impostare la strategia futura da subito, ben sapendo che le illusioni e l'attesa dei miracoli finiscono presto, ma soprattutto tenendo ben d'occhio il calendario delle scadenze elettorali, che segnala che tra un anno esatto ci saranno le elezioni amministrative, comprese quelle regionali, ed è allora che dobbiamo vincere la battaglia.
E quella fu l'estate del 1994, mi suggerisce Giulio Carnelli che c'era e aveva qualche anno in più dei miei 9, è stata l'estate della canottiera, l'estate in cui Bossi andò appunto a trattare con Berlusconi, e ci fu quella che i grandi semiologi dicono la mossa mediatica, in realtà era la normalità di Bossi di quegli anni, quello di andare in canottiera da Berlusconi, ma sono anche di quel periodo, credo, quelle immagini che ho potuto vedere negli archivi di Bossi in vacanza al mare che, anziché prendere sole e rilassarsi, catechizza i bagnanti. Penso che sia la stessa estate. Comunque non sto qui a raccontarvi come, perché è caduto nel 1994, andiamo immediatamente alla Pontida del 1995, abbiamo un altro piccolo frammento, spero vi faccia piacere sentire anche questo. Io sento scontrarsi come in un teatrino guardando le prime pagine dei giornali oggi, destra e sinistra, Berlusconi e Prodi. Chi non è abituato alla politica li piglia sul serio. Stanno cercando di monopolizzare l'attenzione, di far passare nella coscienza della gente che esistono solo due poli, o destra o sinistra, alla vecchia maniera, o comunisti o democristiani. E questo per impedire che cresca la contrapposizione, ricresca la contrapposizione centralismo-federalismo, che è la contrapposizione rivoluzionaria, che scopre, come le ho scoperte l'altra volta, gli altarini del sistema e spinge al superamento del sistema. Vedete? Ecco, questo era Bossi nel 1995, quanto è attuale, è inutile che stia qui a sottolinearlo. Arriviamo al 1996, perché del 1996 ci si ricorda Venezia e la dichiarazione di indipendenza, che sicuramente è il culmine del percorso indipendentista della Lega, ma che parte da prima. La Lega nel 96, pensate, cambia nome, e però non subito questo nome viene recepito ad esempio dal Parlamento romano, perché il primo nome che era stato proposto, ci sono delle procedure, non sto qua a farvela lunga, ma delle procedure per cui se un gruppo parlamentare cambia nome deve essere poi approvato dalla Camera e dal Senato. Il primo nome della Lega secessionista doveva essere la Lega Padania Indipendente, che fu bocciato da Violante, e alla fine si trovò, pensate, in questo accordo per cui dopo veementi proteste della Lega, figuriamoci, non si poteva neanche chiamarsi come ci si voleva in Parlamento, il nome attuale prende forma nel 1996, Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Ora vi faccio sentire uno scorcio anche di Pontida del 1996, dove si sente che sta bollendo quella carica che poi porterà alla catena umana, ma lo faccio dire da lui che sicuramente riesce meglio di me. Sul Po ci sarà una manifestazione a cui affluiranno milioni di persone, una manifestazione enorme, così che dopo aver creato il cuore della Padania, a Mantova, il Parlamento è il cuore, la testa della nazione padana, a Venezia, il governo, andrà, sapete, in un palazzo storico del centro di Venezia, i nervi, cioè i ministeri reticolari distribuiti sul territorio. Il 15 settembre prenderà forma la colonna dorsale, la spina dorsale della nazione padana, il Po. Sarà allora, certo dovremo metterci attorno carne. Io sento gente che pensa di poter fare le rivoluzioni in 2 secondi. Sapete bene che non è possibile e sapete bene che chi dirige ha l'obbligo, ha l'impegno, l'obbligo morale di farle nel modo giusto. Il modo giusto è la via gandhiana, quella che la Lega sta perseguendo, cioè una rivoluzione passiva che costringa il centralismo, il colonialismo, il razzismo romano
a venire a patti o a subire lo schiantamento del braccio di ferro con la nazione padana. Ecco, quello che mi ricordo, a questo punto scusate se parlo anche di me, può essere interessante come test generazionale, nel 1996 cominciavo già ad avere 11 anni, ovviamente non mi ero ancora avvicinato al movimento, però quello che ricordo dei primissimi comizi che sentivo di Bossi era uno che, anche se avevo 12, 13, 14 anni, capivo benissimo quello di cui si stava parlando, e non perché ero intelligente io, ma perché c'era una capacità di farsi comprendere, ma non solo questo, anche come, ed è un esempio quello che abbiamo appena sentito, non ci fosse il famoso comizio demagogico di cui si parla un po' come slogan ogni volta che si parla di Bossi, ma che può valere anche per gli interventi generali che vengono fatti dai palchi di Pontida, di Venezia, anche da altri esponenti della Lega, ma come avete visto in questo e negli altri, come avete sentito in questo e negli altri interventi, c'è un tentativo di spiegare anche quello che è dietro le quinte della politica, certo in modo schematico come lo permette un comizio da un palco, però sicuramente è un qualcosa in più rispetto uno a come la Lega viene dipinta, ossia quelli che hanno due parole d'ordine che li attivano e per il resto non capiscono niente perché sono brutti, sporchi e cattivi, e due da come la Lega è, quindi la capacità veramente di creare un paese nel paese che di cui oggi stiamo ripercorrendo brevemente la storia, parlando di Pontida, dei discorsi storici di Pontida, ma è una storia che non è ancora storia, perché dura ancora oggi e addirittura si fa in 4, perché per la prima volta, credo, o forse c'è stato un precedente quando io ero molto piccolo, ancora quest'anno, 1, 2, 3, 4 maggio, Pontida sarà il momento fondante della politica anche di tutta Italia, perché immagino che l'attenzione mediatica, l'attenzione politica sarà molto, molto riflessa da quello che succederà a Pontida, una Pontida che